Amici di Directa Sport, benvenuti, anzi bentornati al Palacconi di Cagliari, un altro grande appuntamento con il futsal femminile. La futsal femminile Cagliari nella nona giornata di Serie A ospita la capolista Montesilvano. Inizia ora FFC Montesilvano. Palla in verticale, non passa, ma ancora Vargiu insiste, poi da Roccia che cerca addirittura la conclusione, tocca Esposito. Poi Ortega si incarica di battere la rimessa laterale, il tiro si distende Mascia senza problemi sulla conclusione deviata. Palla per Marchese che passa, attenzione a Marchese, il palo numero 30, poi Gasparini, la palla che passa. Qui la palla per Borges che va da Lussileia, Mascia, gran parata. Riesce però a recuperare l'FFC, possibilità di contropiede, la palla per Vargiu che fallisce. Va a controllare e girare, attenzione ancora di Incecco, la palla che passa, sfila davanti alla linea di porta, non c'è nessuno per... Ci ha recuperato però il pallone da Montesilvano con Ortega, la sblocca dopo 8 secondi, Montesilvano avanti qui al Palacconi di Cagliari, 1-0. E subito il gol di Ortega, beffare Mascia qui da Roccia, prova a dare la scossa, il tocco di ritorno da Roccia, qui bello 1-2, la palla per Lusileia che la mette molto bene giù, arriva sul secondo palo, qui da Roccia la recupera, attenzione da Roccia, la posta per Cortes, la piazza, il palo, a dire no. Incecco può andare alla conclusione, tacco, rischia qualcosa, Amparo, il tiro fuori stavolta. Gasparini a cercare Marchese, possibilità di andare solo contro Esposito, la parata ancora l'FFC con Da Roccia che la lascia lì per Marchese, la conclusione Esposito e poi allontana. Attenzione al recupero, Borges subito e poi qui la palla è vuota, porta è vuota, c'è il gol di Seli, la riapre l'FFC, la porta è vuota, Borges non ha spazio per il tiro, ancora contro Mascia che si va a trovare pronta, poi tocco, parata sul tentativo di Incecco. Qui avanza la numero 10, il tiro con il sinistro che non impensierisce Mascia. Da Roccia, la palla che sfila ed esce di pochissimo, Cortes avrebbe voluto. Arriva Marchese a dare una mano, attenzione dalla parte opposta, c'è Lusileia che sbaglia. Per Da Roccia, attenzione, la porta è vuota, il tiro è fuori, la conclusione di Amparo vicinissima. Attenzione al recupero dell'FFC con Marchese Esposito. Qui Gasparini a servire Da Roccia che avanza, Da Roccia, Cuccu la pareggia, il capitano Claudio Cuccu, l'abbraccio con Da Roccia. Amparo qui il tiro, Mascia persa dalle azzurre in Portogallo, attenzione qui c'è il cartellino giallo per D'Incecco, sesto fallo, tiro libero per l'FFC. Seli, la ribalta il Cagliari da 0-2 a 3-2 sotto la firma di Seli. Seli stavolta para Esposito ma non basta, tripletta per Arsene Gagliardo. Con 7 falli rischia qui, attenzione a Seli, possibilità per Cortes, Esposito, la palla entra, Cortes, 5-2. Borges, il tiro, manca un secondo, vediamo un po' dell'ovazione, finisce così, suona la sirena, triplice fischio, l'FFC vince in rimonta contro Montesilvano. Siamo qui con Seli, oggi protagonista assoluta della vittoria dell'FFC su Montesilvano, tripletta, assist, sentivi un po' la partita anche per Keriex? No, alla fine sentivo di dover vincere perché eravamo in una situazione un po' scomoda, abbiamo già perso dei punti, ovviamente con squadre importanti, ma noi dovevamo superarci dopo le sconfitte di domenica scorsa e essendo a casa davanti ai nostri tifosi ovviamente questo è come un stimolo in più. Abbiamo giocato contro i primi in classifica e sapevamo che dovevamo fare non una partita buona, più che buona per riuscire a vincere e per fortuna l'abbiamo fatta. Avete avuto anche una gran reazione, siete andati sotto i 2 gol praticamente dopo neanche 2 minuti nel secondo tempo, siete invece riusciti completamente a ribaltarla. Avete anche dato un segnale che per la lotta per il titolo ci siete anche voi, visto che il livello di Montesilvano.
Allora io penso che è presto per parlare di lotta per il titolo, perché abbiamo fatto vedere che magari facciamo fatica per vincere contro gli ultimi in classifica e possiamo battere i primi in classifica, quindi noi dobbiamo trovare un po' di continuità per essere una delle squadre che può arrivare magari fino in fondo. Oggi siamo una squadra che dà filo da torcere a qualsiasi squadra che giochiamo contro, e questo mi lascia felice. Abbiamo cresciuto tanto da quando è iniziato il campionato e da questo sono contenta. Mister Aldo Di Pietro, oggi è arrivata qui a Cagliari la prima sconfitta in campionato per voi, per Montesilvano. Cosa salva di questa partita? Invece qual è il grande rammarico? Forse aver sciupato il doppio vantaggio inizio secondo tempo? Ma niente, sapevamo che era una partita molto ma molto dura e in effetti poi si è rilevata tanto. Niente, abbiamo sbagliato, ci siamo un attimino rilassati sul 2-0 e abbiamo permesso alla squadra, al Cagliari, di crescere sia a livello agonistico sia a livello tecnico. In effetti poi abbiamo preso 2 gol, anzi 3 gol su tiro libero, perché abbiamo commesso con poca lucidità alcuni troppi falli in fase d'attacco. Mancato un po' anche Lussileia, non sembrava essere al 100%, lei che comunque è la giocatrice capocannoniere del campionato fin qui, magari oggi non è riuscita a dare il suo solito apporto. Ma sicuramente un po' tutte, non soltanto lei, perché la stessa Amparo, la stessa Bruna, indubbiamente forse hanno risentito più del dovuto, perché noi siamo partiti stamattina da Pescara, affrontato un viaggio e quant'altro, ma non è una scusante assolutamente. Ripeto, abbiamo mollato nel momento in cui dovevamo stringere i denti e aiutarci un attimino di più in mezzo al campo sul doppio vantaggio, mentre invece abbiamo, ripeto, concesso quello che il Cagliari aveva come punto di riferimento, l'aggressività e la voglia, perché giocavano in casa.